questo è un ordinamentale che presenta sì delle difficoltà, le ha presentate in commissione, devo dire, come spesso accade con i provvedimenti che arrivano in seconda commissione, e che tocca una serie di materie di competenza di diversi assessorati e che è vero che può anche essere, come dire, variegato nei contenuti, ma è altrettanto vero che su alcuni temi specifici interviene in maniera significativa. E dunque, riservandomi nel corso della discussione che faremo articolo per articolo di entrare nel merito di ogni singola proposta che la Giunta ci fa, mi pare di poter dire che uno degli interventi più significativi che con questo ordinamentale di fine legislatura, si diceva, si prova a introdurre nel dibattito in Consiglio regionale sia esattamente l'intervento sulle politiche abitative e per la casa. Sono numerosi gli articoli in cui chiedete di modificare la famosa legge 39. Finisce una legislatura all'interno di una fase storica ed economica che ha completamente cambiato gli assetti economici e sociali della nostra società, è certamente non adeguata ai tempi che stiamo attraversando questa proposta di modifica normativa, ma io penso, proprio perché, relatrice Rizzotto, siamo alla fine della legislatura, forse un intervento un po' più ambizioso e io dico anche molto semplicemente un po' più aderente ai bisogni del nostro territorio rispetto al tema delle politiche abitative, me lo sarei aspettato, anzi lo riterrei persino doveroso. Perché io non so com'era prima. Io so che se devo fare un'analisi di ciò che è accaduto in questi 5 anni, anche in questa regione, è che in riferimento alle politiche abitative stanno aumentando i bisogni e invece voi avete lasciato le risorse invariate. Guardate che questo è un problema di politica pubblica cruciale con il quale dobbiamo fare i conti, che pone un problema. Se aumentano i bisogni e le risorse rimangono invariate, è evidente che non saremo in grado di dare risposte adeguate a quelle richieste. E ciò che resta invariato è sia ciò che attiene più prettamente al profilo economico, cioè le risorse, perché la Regione continua a non investire le risorse che sarebbero necessarie nel proprio patrimonio abitativo, ma rimane invariato anche il patrimonio. Anzi, poi cercherò di spiegare perché il patrimonio si riduce, perché anche, farò questo esempio, gli interventi che provate a far approvare, quelli in riferimento in particolare all'articolo 5 e all'articolo 6, e cioè che cambiano le regole di come approvare le eventuali alienazioni e le richieste di alienazioni che Atere e Comune fanno pervenire quasi quotidianamente alla Regione del Veneto. Nel momento in cui noi dobbiamo andare a fare un'analisi in questa legislatura di quante volte la seconda commissione è stata interessata a valutare questo tipo di richieste, se noi davvero dovessimo fare questo tipo di analisi, dovremmo ammettere che l'impianto ideologico della legge 39 non funziona più. Perché l'impianto della legge 39 presupponeva che, dato il patrimonio Ater, con politiche intelligenti di alienazione e risistemazione del patrimonio, avremmo dovuto generare una quantità di risorse in grado di alimentare e, perché no, incrementare le disponibilità di alloggi. Era questa l'idea che stava alla base della legge 39. Cioè partiamo dal patrimonio che abbiamo e costruiamo un meccanismo che si autoalimenta ed è coerente con il bisogno abitativo della nostra regione. A diversi anni di distanza, complice l'aggravamento del contesto sociale e dunque l'incremento del bisogno e complice la riduzione progressiva di finanziamenti sul diritto alla casa regionali e nazionali, l'impianto della legge 39 non regge più. E se noi non interveniamo, ecco perché ho detto che questo intervento di modifica è assolutamente inadeguato rispetto a ciò che servirebbe. E se noi non riprendiamo in mano dall'inizio l'impianto della legge 39, continueremo a vedere la situazione delle nostre comunità che si aggrava. Faccio degli esempi. Possiamo aumentare il numero o l'arrotondamento del numero e della quantità di alloggi che i comuni possono destinare all'emergenza abitativa quanto vogliamo. Dobbiamo sapere però che, uno, non basteranno mai,
perché i casi di emergenza abitativa stanno aumentando in maniera esponenziale nei piccoli e nei grandi comuni. E complice di questo incremento non è soltanto, diciamo, il calo progressivo del reddito pro capite familiare nella nostra regione, ma fondamentalmente il fatto che il governo Meloni ha tagliato tutte le risorse che dovevano servire per sostenere le famiglie in disagio abitativo. Il fondo morosità incolpevole, il fondo affitti che dal governo veniva trasferito alle regioni e dalle regioni ai comuni, che in questa regione, usando un termine caro all'assessore Calzavara, cubava oltre 20 milioni, azzerato dall'oggi al domani, è evidente che ha un impatto rilevantissimo in tutte quelle famiglie che sono in una fascia di vulnerabilità che li espone a rischio abitativo. E se non so a chi chiedere una mano, perché il governo mi taglia le risorse, la regione non ha aggiunto una lira, eppure i comuni non hanno le risorse per affrontare questa emergenza, capita frequentemente, assessore Calzavara, che una famiglia di quella che un tempo avremmo definito la fascia media perde il lavoro, uno dei due perde il lavoro e non sono in grado di garantire l'alloggio al nucleo familiare e va in comune. E dall'oggi al domani faccio notare, assessore, che l'esecuzione degli sfratti esecutivi, che si era bloccata temporaneamente nel biennio del Covid, dall'anno scorso è riesplosa, ovviamente. Quindi stiamo anche affrontando, i comuni stanno affrontando un'ondata di sfratti esecutivi che ricadono esattamente dentro questa espressione dell'emergenza abitativa, che noi non risolviamo semplicemente aumentando il numero di alloggi che i comuni possono destinare all'emergenza abitativa, perché i tanti amministratori che sono in quest'Aula sapranno benissimo che l'alloggio destinato all'emergenza abitativa è un alloggio che potenzialmente può restare vuoto per mesi e mesi in attesa dell'emergenza abitativa. E quanti sono i comuni che possono permettersi di tenere uno dei pochi alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno vuoto per rispondere all'emergenza abitativa? Allora qua bisogno che emerge, che cambia, risposta adeguata o inadeguata. Se decidiamo di volerci accorgere che il tema dell'emergenza abitativa è un'emergenza appunto che sta incrementandosi e alla quale bisogna dare una risposta, non si risolve col gioco delle tre carte. Tolgo un alloggio di edilizia popolare e lo tengo fermo per le emergenze abitative. Mettiamo delle risorse, assessore Calzavara, in un fondo straordinario al quale i comuni possano accedere per far fronte alle spese delle emergenze abitative e che non li obblighi a tenere appartamenti o alloggi popolari anche vuoti per diversi mesi, perché un'emergenza non si può risolvere con una soluzione altrettanto emergenziale. Secondo tema, lo poneva la consigliera Ostanelle e a me pare cruciale, ce lo siamo detti tante volte ma non abbiamo fatto niente, il tema delle nuove generazioni. Non so se ve ne siete accorti, ma i giovani di oggi non sono fortunati come alcuni dei giovani di ieri che si ritrovavano la possibilità di accedere ad un'abitazione perché i genitori gliela lasciano in eredità o gliela acquistano. I ragazzi di oggi si devono arrangiare e non so se ve ne siete accorti, ma il mercato immobiliare privato non è accessibile ai giovani che non solo faticano ad accedere al mondo del lavoro, ma anche quando vi accedono spesso lo fanno con contratti precari e con retribuzioni inadeguate. Se noi non partiamo e non ripartiamo dai bisogni essenziali, dai diritti sociali fondamentali, la casa fra questi, uscita dai radar e dall'agenda politica di questa amministrazione regionale e aggiungo del governo nazionale, credo sia 3 anni che il ministro alla casa, l'onorevole Salvini, ha promesso un piano casa nazionale che non esiste, non c'è una riga scritta se non il taglio dei sussidi per chi è in difficoltà. Allora, o noi possiamo fare tutti gli articoli che vogliamo, le proposte di legge che vogliamo, riempirci la bocca di voler aiutare i giovani a realizzare il proprio progetto di vita, ma una cosa chiedono i ragazzi e le ragazze: trovare una casa a prezzi accessibili, possibilmente nel luogo nel quale vorrebbero realizzare il proprio progetto di vita e lavorativa, esclusa
esclusa questa fascia sociale dalla vostra attenzione e dalle ricette che ci proponete. Terza questione, guardate, il bisogno abitativo non riguarda più soltanto le cosiddette fasce di popolazione indigente, che è esattamente quella fetta di popolazione a cui si dovrebbe rivolgere l'edilizia residenziale pubblica, che è nata e dovrebbe continuare ad esistere esclusivamente per rispondere al bisogno abitativo degli indigenti, che per reddito, per fragilità o per vulnerabilità sono permanentemente impossibilitati ad accedere ad altre soluzioni abitative. Se oggi noi diciamo che il bisogno abitativo non riguarda più soltanto le fasce degli indigenti, ma si estende ad altre fasce sociali, noi non possiamo semplicemente cambiare nome della nostra iniziativa, dobbiamo fare un'altra cosa. E io mi chiedo se sia esattamente giusto destinare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che dovrebbero essere finalizzati alle fasce indigenti, a operazioni di social housing, perché stiamo facendo due cose profondamente diverse con lo stesso strumento. E guardate che non funziona così, perché il social housing certo è un'operazione, una modalità che dovrebbe essere sviluppata in collaborazione con i soggetti pubblici, ma l'iniziativa dovrebbe essere totalmente privata. È la teoria del social housing, se no è un'altra roba. Il social housing non dovrebbe basarsi su sussidi pubblici, se no si chiama edilizia residenziale pubblica. E voi non potete usare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica per fare social housing, mi dispiace. E semmai il social housing dovrebbe essere un processo di coprogettazione dal basso, attraverso il quale i privati, in collaborazione col pubblico ma in assenza di sussidi, costruiscono meccanismi di gestione delle politiche abitative fondate sulla solidarietà e sulla sostenibilità. E invece voi state utilizzando il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica per fare una roba per cui quel patrimonio non dovrebbe essere destinato. E lo togliete a invece le fasce indigenti, che rientrerebbero a pieno titolo in quella diciamo, elenco di beneficiari. Non basta riconoscere un problema oggettivo, e cioè l'estensione delle fasce che hanno bisogno di garanzie sul diritto all'abitare, per risolvere il problema. Non basta cambiare il nome ad una roba per risolvere il problema. Se oltre alle famiglie indigenti c'è il bisogno di interventi di social housing, dovete tirare fuori più soldi e più alloggi, costruendo processi partecipativi dal basso. Perché se dovete fare davvero social housing come dite e volete davvero lasciare ai comuni questa possibilità, non capisco perché ci debba essere l'autorizzazione della Giunta. Perché il social housing è un processo partecipativo che nasce dal basso, dai privati, e l'autorizzazione della Giunta, l'autorizzazione di qualsiasi istituzione non dovrebbe essere prevista. Il punto è che questo accade, questo cortocircuito accade quando si scambia il problema con la soluzione. Ecco, tutto questo per raccontare di una regione nella quale, al di là dei proclami e dei racconti che ci fate, c'è un tema enorme che riguarda l'emergenza abitativa, che per carità non riguarda solo la nostra regione, ma pensateci, colleghe e colleghi, riguarda anche la nostra regione. Cioè il fatto che non siamo solo noi non ci esime dalla responsabilità di trovare soluzioni efficaci, e forse proprio qua questa dovrebbe essere una questione al centro dell'agenda politica, visto che siamo per definizione la regione dei proprietari di case. È peccato che la vostra generazione la casa ce l'ha e sembra non volersi occupare con la stessa intensità e convinzione dei diritti delle generazioni future. Per tutte queste ragioni ribadiamo che la manovra proposta di intervento sull'edilizia residenziale pubblica è assolutamente inadeguata. Sappiamo che giace, credo sempre nella seconda commissione, il fantomatico nuovo piano casa della Regione del Veneto,
di cui si è discusso, che siete già andati a discutere fuori dal Consiglio, perché è noto dall'inizio della legislatura che non è questo il luogo nel quale maturano le decisioni, ma riusciremo a finire la legislatura e vedere il nuovo piano casa della Regione del Veneto? Perché Assessore Calzavara, in questi 5 anni è totalmente cambiata la società veneta, sono emersi nuovi bisogni a partire, e chiudo perché ho già detto, a partire dal bisogno abitativo. Sarebbe arrivato il tempo che l'amministrazione regionale, che si autodefinisce la migliore di tutte, avesse anche il decoro, diciamo così, di volerlo vedere questo problema e di volerlo affrontare, perché oltre, diciamo, peggio dell'avere un bisogno non soddisfatto, ancora peggio è non voler vedere quel bisogno stesso, non volerci costruire attorno un progetto che possa essere una soluzione definitiva, o perlomeno l'inizio di un cammino verso una soluzione definitiva. Io credo che sul tema delle politiche dell'abitare e le politiche della casa questo provvedimento sia inadeguato, se non sbagliato, e attorno a questo tema io credo invece che il Consiglio regionale dovrebbe dedicarci una maggiore attenzione. Grazie.